per coronavirus di Luis Sepúlveda, il grande scrittore cileno, era ricoverato in ospedale da fine febbraio. Virginia Volpe. Si era ammalato al ritorno da un festival in Portogallo. Lui e la moglie ricoverati a Oviedo, in Spagna. Lo scrittore cileno, famoso nel mondo, che da ragazzo aveva combattuto fino all'ultimo al fianco del presidente socialista Allende contro il golpe di Pinochet. Adesso lottava contro il coronavirus. Sembrava che niente lo potesse fermare. La fiducia nell'uomo, l'utopia e il sogno. Aveva insegnato a volare anche a noi nelle nostre vite quotidiane, come la gabbianella e il gatto del suo libro più famoso. La letteratura per dare voce a chi non ce l'ha, intellettuale libero, ambientalista con un grande amore, ricambiato per l'Italia. In tutta la mia letteratura ho procurato parlare di questo in che credo, in questo valore, che sono valori universali, immortali, che si chiamano solidarietà. I suoi libri parlano di vita e passioni noir e fiabe. Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, diario di un killer sentimentale, un nome da torero. Aveva 70 anni Luis Sepúlveda, aveva vissuto tante vite e si considerava un uomo felice. Quando vedo la mia vita, no, in questa summa della vita, sì, ho conosciuto un tempo felice, il tempo dell'infanzia, il tempo della giovinezza, dopo il tempo bruttissimo, no, della partecipazione, la parte cattiva della partecipazione politica, la prisione, eccetera, l'esilio. Ma quando vedo, insomma, il saldo è un saldo a favore di me, questo mi fa felice, sono un uomo felice, sì. Negli Stati